Allora, siamo sempre con i nostri esperti di Confcommercio del Veneto. Allora, la dottoressa Giop si occupa, è una biologa nutrizionista. Quanto è importante, dottoressa, l'alimentazione? Lo sappiamo, chi non lo sa comunque lo può intuire, nell'ambito sportivo agonistico fondamentale, ma anche per gli imprenditori, anche per i lavoratori, per tutti quanti noi? Sì, assolutamente, sembra una risposta scontata, ora cercherò di darvi un po' l'ampiezza dell'urgenza di affrontare questo problema fondamentale. Quello che emerge dagli studi è che l'obesità fondamentalmente è una fonte di infiammazione e quindi ovviamente maggiore è la quantità di tessuto adiposo, maggiore è lo stato di infiammazione. E l'infiammazione che cosa provoca? Va a indebolire il sistema immunitario, per cui una persona che ha un elevato stato di infiammazione è sicuramente più debole e si ammala più spesso. E questo è quello che emerge appunto dagli studi. Chi è in una condizione di sovrappeso obesità tende a fare più giorni di assenza al lavoro. È per questo che le aziende devono iniziare a preoccuparsi di prendersi cura dell'alimentazione dei propri dipendenti, perché appunto diventa un punto fondamentale per ridurre ovviamente lo stress del lavoratore, prendersene cura, migliorare il suo sistema immunitario e poi ovviamente ridurre i giorni di assenza, migliorare la capacità produttiva. È una sorta di circolo virtuoso molto molto importante. Sembra che chi ha un indice di massa corporea maggiore fa anche diciamo più giorni di assenza al lavoro. Ecco, diciamo che l'associazione è proprio questa. Ecco, ma alimentarsi come? In che termini? E per tanti dicono non ho neanche tempo di fare la pausa pranzo, oppure se lo faccio devo pensare anche a tutto il resto della famiglia, insomma, quindi si ritagliano proprio uno spazio per mettere dentro un po' di nutrimento, un po' di calorie e poi proseguire. Serve? Allora, sicuramente ritagliarsi del tempo direi che è la prima cosa fondamentale. Durante la giornata di formazione abbiamo parlato proprio del processo di masticazione, di quanto sia importante masticare lentamente, proprio perché si mandano dei segnali al cervello di sazietà e la sazietà è il primo segnale importante. Quindi se noi dedichiamo almeno mezz'ora alla pausa pranzo in Italia, si dedica più o meno 30-40 minuti, ma in questi 30-40 minuti si fanno tante attività, si beve il caffè, si fa una passeggiata, si fa una chiamata. Ecco, se invece stiamo seduti per 30 minuti a mangiare, riusciamo poi ad inviare dei segnali positivi che ci aiutano ad essere sazi durante tutto il resto della giornata, proprio perché il primo segnale riguarda la masticazione, il secondo il volume dello stomaco che si riempie, che accoglie il cibo, e poi il terzo è la fermentazione, la digestione di tutto quello che accade, appunto della trasformazione del cibo in energia. Tutto questo ci porta effettivamente a gestire meglio i pasti, quindi è importante capire in che modo la pausa pranzo, soprattutto perché parliamo di quello come pasto principale, la pausa pranzo possa diventare un pasto funzionale alla gestione del peso e anche alla gestione di conseguenze dello stress. Si parla spesso in più ambiti anche della colazione che noi italiani tendiamo molto a cui tendiamo a dare veramente un rilievo minimo, in realtà nel resto del mondo non è così e dovrebbe essere il pasto principale a cui dedicare anche tempo, oltre che una scelta calibrata di quello che si mangia. È importante anche questo? La colazione, sì, il pasto più importante, il pasto più saltato della giornata. In realtà sono assolutamente d'accordo con lei. C'è una formula magica. Gli scienziati dicono che dovremmo assumere principalmente tre alimenti a colazione. Degli alimenti fonti di carboidrati, ovviamente siamo a digiuno a 10-12 ore, quindi dobbiamo andare a rifornire le nostre riserve di energia. Quindi possiamo mangiare per esempio del pane, dei prodotti da forno, una fonte di vitamine e minerali, sempre questi importanti per il sistema immunitario, quindi per esempio mangiare della frutta, una spremuta, e poi una fonte di calcio e proteine, quindi ovviamente il latte e lo yogurt. Ho fatto una proposta di una colazione dolce, ma tutto questo può essere anche proposto in una formula salata. Assolutamente, quindi magari le uova, il pancake, tutte queste cose o il prosciutto, non lo so, che possono aiutare. Perché per gli sportivi c'è grande attenzione all'alimentazione, si vedono le performance diverse, questo non viene invece valutato in modo altrettanto attento nelle performance delle persone non sportive che lavorano però con la testa e hanno delle responsabilità?
Allora, diciamo che la nutrizione sportiva è una nutrizione difficilissima e lo sportivo, l'atleta, diciamo l'atleta perché poi lo sportivo è un'altra cosa, l'atleta comprende istantaneamente se qualcosa non funziona e soprattutto prepara l'alimentazione in allenamento come prepara gli allenamenti e poi in gara ovviamente sa esattamente cosa deve fare da questo punto di vista. Chi invece lavora dà molto meno attenzione e non ne vede gli effetti in maniera, diciamo, istantanea ma solamente sul lungo periodo e possono essere appunto l'aumento di peso, difficoltà a concentrarsi, problematiche legate al sonno e poi ovviamente anche problematiche che non penseremmo legate allo stress come possono essere quelle legate all'intestino irritabile. Quindi è fondamentale imparare a prendersi cura del proprio corpo attraverso piccoli gesti quotidiani, banalmente dedicare tempo alla masticazione. Che questa è l'altra cosa che lei continua a ribadire che è molto molto importante. Deve aggiungere qualcosa, Presidente, a questo riguardo? Allora, è stato veramente bello poter avere questa sinergia con le due dottoresse perché abbiamo, diciamo, coperto tutti quanti i campi sia a livello sportivo che imprenditoriale, quindi una testimonianza appunto di quanto serve il benessere psicologico, Sì. quanto serve anche il benessere a tavola, quindi tutto quanto declinato, perché è veramente scontato nello sport. Devi Perché lo dormire, vedono subito devi gli mangiare effetti. bene e devi svegliarti all'ora giusta. È tutta una cosa che però non viene appunto declinata a livello imprenditoriale, quindi insomma andava la... Salvo che l'imprenditore non svolga attività sportiva, che allora se ne Esatto. accorge subito. Allora se ne accorge subito. Esatto, da una parte vengono fatte iniziative lodevoli con le Olimpiadi che rilanciano anche l'immagine dell'Italia, anche a livello economico, e dall'altra si sfascia tutto il lavoro con questa crisi mondiale, tutto un lavoro vanificato. E di fatto mette in crisi tutti i settori, per cui... Sì, sono di quelle cose che proprio imparziali queste, colpiscono tutti, perché adesso a Verona adesso abbiamo anche la riapertura delle Paralimpiadi, con la cerimonia in arena, e dovrebbe essere un clima di festa, dovrebbe essere un clima veramente di accoglienza di popoli e tutto quanto, invece adesso purtroppo stai lì sul chi va là. Infatti questa è una cosa deleteria. Volevo chiedere anche alla dottoressa Festini a proposito di varie situazioni che però inducono anche lo stress. Ci sono anche tecniche di rilassamento, di recupero di se stessi, della presenza a se stessi che possono essere adottate oltre che in ambito sportivo, che sappiamo che poi gli atleti vengono seguiti molto da questo, anche per chi lavora? Sì, è proprio quello che abbiamo fatto anche all'interno del nostro incontro, questo convegno molto molto bello e interessante, lo spirito che si è creato. Abbiamo proprio provato a testare una visualizzazione, un rilassamento motorio, quindi attuato proprio attraverso degli schemi mentali che andavano a rilassare i vari distretti del corpo. All'interno anche della busta Confcommercio è stata fornita a ciascun partecipante una clessidra della durata di 5 minuti, che sarebbe proprio il tempo necessario da prenderci quotidianamente durante il lavoro, anche una volta la mattina, una volta magari nel pomeriggio, proprio per staccare e entrare dentro noi stessi, concentrarci su noi e su quelle che sono le sensazioni, dalla più semplice che è il respiro, per esempio, che come abbiamo detto anche durante il nostro convegno possiamo stare anche senza mangiare, senza bere, ma senza respirare neanche un minuto, no? E quindi è importantissimo, è una cosa che diamo spesso per scontata, e l'ipocapnia, quindi il non respirare in maniera profonda e, come dire, rigenerante, è proprio la causa di tantissime patologie, sicuramente correlata molto con lo stress, per cui è importante a partire da queste tecniche, ma anche per esempio l'attività motoria. Parlavamo, sì, abbiamo portato degli esempi di sport ad altissimo livello, ma quello che nelle nostre formazioni facciamo sempre è che comunque il movimento fatto in qualsiasi forma per prima cosa è un benessere fisico e anche mentale, e quindi non è mai troppo tardi, come dire, per iniziare, per prendersi del tempo, e quindi sarebbe importante, molte aziende ormai ce l'hanno anche all'interno della struttura o in convenzione, per esempio, proprio per promuovere l'attività fisica per i dipendenti, quindi dalla palestra alla piscina o a delle attività all'aperto. Questo è fondamentale.
Infatti, Prima lei proprio ha iniziamo a introdotto il tema farlo. di... sì, prego, prego. Sì, volevo dire che non è mai troppo tardi, ovviamente prima iniziare a farlo e è anche una prevenzione poi per invecchiare, come dire, in salute. Assolutamente. Un altro messaggio: associare i valori competitivi e leali dello sport anche sull'imprenditoria è corretto. Molti imprenditori pensano che bastano solo i soldi e autorità per fare impresa. Che tristezza. Questa frase è emblematica perché purtroppo fa parte integrante soprattutto, ma non solo delle generazioni, vecchie generazioni, ma anche alcuni giovani che non hanno appreso bene certi principi, e fa sì che ci sia un turnover lavorativo. Sì, esatto. Fa piacere perché ha colto veramente quello che è l'essenza dei nostri Infatti eventi. la dottoressa diceva anche i collaboratori, certo, se i collaboratori stanno bene in un'azienda, sono trattati, rispettati, si sentono valorizzati, ci stanno e danno il meglio di sé, però bisogna che anche l'imprenditore ci metta del suo. Appunto, ritorniamo all'inizio, appunto quello che è la squadra, il fare infatti. squadra per fare impresa. Che quindi diventa una cosa fondamentale. Un po' per chiudere, dottoressa Giop, l'alimentazione, quello che lei ha detto, qua per carità, voi vi siete rivolti a giovani imprenditori, ma in realtà vale per tutti indistintamente e anche per i più giovani, perché apprendano quali sono i principi fondamentali per poi star bene in salute, no? C'è qualche segreto, qualcosa che si sente di rivelare? Sicuramente prima si inizia, meglio è, questo lo sappiamo, se l'educazione alimentare diventa qualcosa di naturale, un ambiente sano all'interno del quale ci muoviamo, poi non percepiamo delle restrizioni o delle privazioni e quindi diventa molto più facile rimanere in salute in una prospettiva a lungo termine. Il segreto è, come dicevo, dedicare il tempo. La dottoressa Festini parlava dei 5 minuti o dedicare il tempo a conoscere un po' meglio quello che mangiamo. Io cerco di promuovere moltissimo gli aspetti della filiera, quindi della conoscenza di come il cibo viene prodotto, e c'erano anche un po' di imprenditori che erano legati alla parte di accoglienza del turismo, e quindi ovviamente anche le attività ristorative rientrano in questo aspetto perché cercano di far conoscere la filiera, i prodotti e le eccellenze del territorio. Certo. Quindi io credo che questo gesto possa essere utile proprio per migliorare non solo la propria salute, ma anche legarsi con il territorio in maniera sostenibile e virtuosa. Grazie dottoressa Francesca Giop, biologa nutrizionista e divulgatrice scientifica, grazie alla dottoressa Martina Festini Purlan, psicologa clinica dello sport, grazie a lei presidente Emanuele Baldo dei giovani imprenditori di Confcommercio del Veneto, e naturalmente a voi di averci seguito. Rivedete la puntata poi su YouTube e su web. Grazie.